piano, non accelerate, i capofila devono andare piano. Adesso Bekis un po' di più. Se accelerate in questo momento non fate entrare gli altri e dovete andare dritti, Orlandi e Mioli, dritti in alto. Adesso non accelerate, piano Bekis che va in anticipo, Bekis rallenta, guarda gli altri. Guarda gli altri, andate in avanti, 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 avanti. Pronti? 1, 2, 3. Buono, questa volta il segnale, si avvantaggia subito Certezza Grimm con gran partenza, poi parte bene Charlize Moon che cerca poi di trovare posto in corda, vi riesce a sistemarsi, si riesce a sistemare in scia proprio a Certezza Grimm, terza posizione per Bugea Pax, percorsi esterni invece Really DL che progredisce gradualmente, si trascina General Job e intanto se ne vanno i 400 in 31 con Really DL che risale molto tranquillamente all'esterno, Certezza Grimm che si mantiene in vantaggio nei confronti di Charlize Moon, quindi Bugea Pax, ancora Ziamè Meclà, via via gli altri, 47-1 per il 600 con situazione tattica invariata. Al comando si mantiene Certezza Grimm su Charlize Moon, Bugea Pax, Really DL dell'esterno che si trascina General Job, e questa è la situazione dopo i primi 800 metri percorsi in 1-2 e mezzo, sempre Certezza Grimm a fare l'andatura, tallonata da Charlize Moon, all'esterno è sempre Really DL che ha chiuso da favorito, è seguito da General Job, quindi in corsia esterna anche il numero 2 Vico del Ronco che si trascina il primo dei penalizzati Cluny dei Greppi che ha in schiena l'altro penalizzato Uragano OP. Intanto siamo a poco più di 600 dalla conclusione con Certezza Grimm che accelera di scatto, prende vantaggio agli avversari, non avanza Really DL, prova a venire via General Job ma intanto ha preso margine importante Certezza Grimm e dalla terza posizione esce Bugea Pax per anticipare proprio General Job, 400 scarsi al palo, Certezza Grimm che va via ancora facile, seconda posizione per Bugea Pax che comunque si avvicina, in terza c'è Charlize Moon, poi General Job, poi gli altri a ventaglio, Certezza Grimm entra in vantaggio addirittura d'arrivo, ultimi 100 metri di gara, Certezza Grimm contro Bugea Pax, Certezza Grimm nel finale viene a vincere nettamente il secondo posto per Bugea Pax, al terzo finisce ancora General Job, 1:17 il ragguaglio finale sul doppio chilometro, la vittoria per Certezza Grimm e Andrea Orlandi che in percorso di testa porta alla vittoria la propria allieva. Andrea Orlandi e Certezza Grimm, training di Massimo Chiarini per conto della scuderia Federica Orlandi. Si chiude così la giornata gentleman all'Arcoveggio, vedete la gioia di Andrea Orlandi che vince davvero molto molto nettamente con Certezza Grimm, tornato finalmente al successo dopo un periodo così così. Oggi in percorso di testa ritrova i suoi migliori motivi e vince davvero nettamente. Certezza Grimm, Andrea Orlandi, Massimo Chiarini.